Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi mercoledì 8 giugno. Una città come Chioggia, che vive tanto di pesca, dopo 2 settimane di sciopero ha visto i pescatori tornare al mercato ittico all'ingrosso con la loro mercanzia. La maggior parte dei pescherecci ieri mattina erano ancora in mare, ma chi è tornato a casa prima dalla battuta di pesca ha venduto bene il proprio prodotto. Il prezzo del pescato si è mantenuto permettendo un guadagno a chi è andato a lavorare. Da 2 settimane non c'era pesce, il settore oreca locale aveva necessità del prodotto fresco per mantenere la propria tipicità. A mantenere il prezzo buono per i pescatori ha contribuito anche la mancanza di risorsa, ciò permette che il poco prodotto pescato vada tutto venduto. Per vedere se il prezzo del pesce si manterrà su un range che permette redditività bisogna aspettare il rientro di tutte le unità da pesca. Bisogna però mettere in conto che il potere d'acquisto sta diminuendo e questo può costringere a calare il prezzo del pescato per non doverlo vedere invenduto. Dal punto di vista del consumatore il prezzo del pesce è aumentato, soprattutto alcune qualità quali sogliole, capesante, bulli, ma è comprensibile, con il gasolio a un prezzo quasi raddoppiato in poco tempo. Intanto, dopo l'assemblea che si è tenuta all'Auditorium San Nicolò a Chioggia lo scorso 4 giugno, i sindacati che erano presenti, FLAI CGIL, FAI CISL e Huila Pesca, hanno espresso la propria preoccupazione per il risvolto sociale e la tensione che si sta creando tra le categorie dei lavoratori imbarcati. Oltre al tema CISOA, per il quale sono arrivate novità positive nei giorni scorsi, si è chiesto che l'indennità del fermo pesca arrivi a destinazione in modo più celere. Si è chiesto inoltre un sostegno al reddito per dare ai lavoratori un ristoro, poiché il caro gasolio influisce sulle loro quote abbassandole. Ultima richiesta, la costituzione di un tavolo in cui tutti gli attori del settore vengano coinvolti. La Guardia Costiera del Veneto è stata impegnata in un'operazione interregionale che ha visto l'azione di 40 militari e 4 motovedette, coordinate dal 9° Centro Regionale di Controllo Area Pesca del reparto operativo della Direzione Marittima di Venezia. Si è trattato dell'operazione chiamata Beluga, contrasto della pesca illegale e il commercio lungo tutta la filiera, riservando una particolare attenzione alla tracciabilità del prodotto ittico. In provincia di Rovigo sono stati sequestrati 881 kg di molluschi, tra cui cozze, vongole veraci, caparossoli, riportanti in etichetta di confezionamento una data successiva a quella in cui è stata fatta la verifica. Il reato commesso in questo caso riguarda la frode in commercio e il prodotto è stato sequestrato penalmente. In provincia di Trento, in un magazzino all'ingrosso, si è verificata la mancanza dell'applicazione delle norme HACCP in fase di conservazione del prodotto ittico. Si è trattato di un quantitativo di 190 kg di prodotto sottoposto a sequestro amministrativo, successivamente indirizzato allo smaltimento. Altri controlli sono stati poi effettuati verificando la mancanza di etichettatura e tracciabilità. In totale sono stati 37 i controlli effettuati, hanno interessato pescherecci, vongolare, sia in mare che al punto di sbarco, oltre che attività di commercio al dettaglio, all'ingrosso e alla grande distribuzione e ai veicoli adibiti al trasporto del prodotto ittico. In totale sono stati effettuati 7 sequestri amministrativi per un totale di 1.196 kg di prodotto sequestrato ed elevate sanzioni per un totale di 23.500 euro.
Veneto stanno ricomparendo le zecche, le quali hanno un morso indolore ma possono portare con il loro morso numerose malattie, tutte curabili. L'habitat preferito delle zecche è rappresentato da luoghi ricchi di vegetazione erbosa e arbustiva, con preferenze ambientali che dipendono dalla specie. C'è infatti quella che preferisce gli ambienti freschi e quelle invece che prediligono il clima caldo. Luoghi come stalle, ricoveri di animali e pascoli sono tra i loro ambienti preferiti. Dal 2019 la Regione Veneto garantisce la vaccinazione anti-encefalite da zecche, la TBE, disponendo la gratuità della stessa su richiesta per tutte le persone residenti nell'azienda ULS 1 Dolomiti, provincia di Belluno. Nel resto del territorio regionale è offerta gratuitamente ai soggetti appartenenti ad alcune categorie a rischio, quali i volontari del soccorso alpino e i volontari della protezione civile. Oltre alla vaccinazione esistono alcune norme comportamentali di prevenzione, come ad esempio ridurre la possibilità di venire a contatto con le zecche, almeno per individuarle rapidamente prima che possano trasmettere una malattia. Quindi in occasione delle passeggiate tra i boschi per chi passerà le sue vacanze in montagna. È quindi in generale consigliato indossare abiti chiari perché rendono più facile l'individuazione delle zecche, coprire le estremità soprattutto inferiori con calze chiare, meglio stivali, utilizzare pantaloni lunghi e preferibilmente un cappello, evitare di strusciare l'erba lungo il margine dei sentieri, non addentrarsi nelle zone in cui l'erba è alta. Al termine dell'escursione effettuare un attento esame visivo e tattile della propria pelle e dei propri indumenti e rimuovere le zecche eventualmente presenti. Le zecche tendono a localizzarsi preferibilmente sulla testa, sul collo, dietro le ginocchia e sui fianchi. Trattare sempre i cani con appositi prodotti contro le zecche, soprattutto a ridosso di un'escursione. Controllare, scuotere ed eventualmente spazzolare anche gli indumenti prima di portarli all'interno delle abitazioni per poi lavarli. Inoltre in commercio esistono repellenti per insetti anche per scoraggiare l'attacco delle zecche. Ionio Frutta. Continua la sua tradizione nel garantire ottimi prodotti di ortofrutta sempre freschi. Ionio Frutta è a Sottomarina in Viale Ionio a 2 passi dalla spiaggia e da oggi integra la sua gamma con frutta e verdura chilometro zero. Grazie alla collaborazione con le migliori aziende agricole del territorio. Ionio Frutta, l'isola della freschezza. Complimenti alla Polizia di Stato e alla Digos di Treviso con quelle di varie altre città italiane protagoniste di un blitz su scala internazionale che dimostra quanto sia importante tenere la guardia alta per difendersi dal terrorismo. Lo dice il presidente della Regione Veneto Luca Zaia riguardo l'operazione contro una cellula terroristica pakistana che ha portato a 14 arresti. La Digos trevigiana, i colleghi di altre città italiane, la Polizia di Stato, la Commissaria General de Información Spagnola e l'antiterrorismo francese col coordinamento dell'ECTC, European Counter-Terrorism Center di Europol, aggiunge il governatore, hanno dimostrato un grande pregio unito alla tenacia e all'intelligenza investigativa, saper fare squadra per il comune obiettivo della salvaguardia della legalità e dell'incolumità della gente. L'Union Clodiense Chioggia Sottomarina comunica che non sarà rinnovato il rapporto tecnico nella prossima stagione sportiva 2022-2023 con i calciatori Nicola Boscolo Bisto, Agostino Marcolin, Tommaso Busatto e Roberto De Angelis. Ai 4 calciatori vanno i ringraziamenti per l'impegno, la professionalità e i risultati ottenuti nella scorsa stagione e un grande in bocca al lupo per il proseguo della loro carriera sportiva. SD Auto. Aperta a tempo pieno tutte le sue attività di vendita nella sede di Borgo San Giovanni 1195 a Chioggia e in quella di via Emanuele Filiberto 27 ad Adria. Noleggio auto, officina, carrozzeria e centro revisioni. SD Auto vi aspetta. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 8 giugno, è la farmacia alla Navicella in Viale Mediterraneo Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!